ma giusto per ricordarsi ognuno chi è, per dire all'elettorato del PD guarda che teniamo duro, per dire all'elettorato del Movimento 5 Stelle guarda che non è un accordicchio, ma temo che sia tutta scenografia questa, proprio ancora più di prima, e quindi diamo per scontato che questo governo nascerà e sentiamo cosa ne pensate. Prendiamo la prima telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, benvenuto. Sì, ciao, sono Pasquale da Varese. Eccoti. Ascolta, Pasquale. Inizialmente ero arrabbiato, però più passa il tempo più capisco che è meglio che siano fuori dalle palle da questi 5 Stelle, guarda, veramente. E poi un'altra cosa, a Salvini deve continuare, perché tutti i poliziotti, i carabinieri con cui io sono amico sono tutti con lui, guarda, ti posso rassicurare. E poi un'altra cosa, io vorrei, se chiedi a Giancarlo Giorgetti, che conosco, di presenziare un po' di più anche in televisione, perché lui è una figura importante per la Lega, quindi è importante, capito? Diglielo, Marco. Va bene, intanto ci hanno sentito. 0266 20 35 29, un'altra telefonata. Pronto? Eccoti. Ciao, sono Luca di Pombia. Ciao Luca. Così una riflessione al volo su Trump e Giuseppi, no? Sì. Che ha fatto i complimenti a Giuseppi, dice continua così, va bene, te come premier. Non dimentichiamoci che Trump vuole smontare l'Europa, la vuole smontare. Quindi tutti gli auguri che gli ha fatto a questo bisogna vederli al contrario. Tu dici? Sì, vai, fai il premier, sì, certo, vai benissimo, vai tranquillo, vai col liscio, ma l'intento di Trump è quello di far cadere l'Europa, non certo di dire cavoli come sono contento che questo qua mi gestisce bene la situazione, sapendo che è un uomo dell'Europa, ha voglia se gli fai complimenti per farlo scoppiare, ci puoi scommettere. Ciao a tutti, grazie mille al nostro amico da Pombia. 0266 20 35 29, linee aperte e libere. Ornella dice: Marco, PD e 5 Stelle sono dei voltagabbana, ma ti chiedo, Mattarella è stato proprio così imparziale? Grazie. Mattarella è stato così imparziale. Il problema strutturale, se mi permettete di aprire il cofano del motore della democrazia, è che in Italia a comandare dalla nascita dell'Italia sono i partiti, e quindi tutte le istituzioni, specialmente quelle che hanno una funzione di garanzia, alla fine hanno un potere sempre condizionato, per non dire orientato, dai partiti. D'altronde è da una dittatura che è stata fatta da un partito, dal partito fascista. Nel dopoguerra il CLN è stato fatto, durante ancora la guerra è stato fatto dai partiti, la Costituzione è stata scritta dai partiti, e quindi queste figure di garanzia, chiunque siano, in un sistema come quello italiano difficilmente saranno mai di garanzia. Ci sono delle regole che in qualche modo le limitano, e Mattarella bisogna dire che è stato nelle regole formali e legali. Di quelle sostanziali poi queste sono valutazioni diverse. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Chi c'è in diretta? Pronto? Eccoti. Finalmente, io sono Angela. Ciao Angela. Ormai mi conosce. Certo, ciao Angela. No, stavo sentendo alla 7, no? Sì. Che Di Maio ha fatto un discorso che sembrava essere molto indeciso di andare con il PD, a meno che, come dice lei, potrebbe essere tutta una scenografia. Guarda, secondo me è proprio una scenografia, però magari mi sbaglio, ma credo proprio stavolta di dire esattamente come stanno le cose, Non fatevi fregare, perché poi... Sì, certo. Comunque io... Scusami Angela, mi sembra a volte di fare una trasmissione in questi giorni, sai, quelle delle truffe? State attenti quando arriva a casa, controllate il tesserino, no? Ecco, siamo a quei livelli lì, no? Guardi, secondo me è una truffa, signora, non apra la porta. Sì, comunque io non è che mi spiace se vada su questo governo, perché almeno gli italiani si renderanno conto di che macello ci sarà.
extracomunitari che vanno e vengono a tutta birra, questa cosa qui, che vanno nelle scuole a impedire che si sviluppi la pubertà. Io ho mia figlia che ha un figlio di 10 anni e dice che ha paura perché vedranno il disastro che combineranno. Quindi fra un paio d'anni o forse meno la Lega salirà più del 38%, perché gli italiani si renderanno conto che con un anno, massimo 2 di questo governo, ne succederà di tutto e di più, compreso il caso Bibbiano, che in televisione non si parla mai del caso Bibbiano, mai. Si parla solo dello spread di qui e di là, ma non si parla mai di quelle cose scandalose che loro hanno fatto. Grazie Angela, grazie Angela. Niente, buongiorno. Abbiamo un'altra telefonata? Ne prendiamo un'altra, pronto? Ciao Pinti. Ciao Pagani, eccoti. Ciao, non faccio a meno di dire chi sono. Dunque, io volevo dire questo. Intanto mi risulta che lo spread sia risalito a 177 dopo il signor Di Maio che ha fatto la sua sparata. Però, se tanto mi dà tanto, Morcone agli interni, Grasso, quello di Lue, attenzione, dico Lue non Leu, Lue, Grasso alla giustizia, la Reichling alle finanze. Questo è il governo è il governo dei comunisti, e Di Maio probabilmente si è terrorizzato. Poi per Mattarella la signora chiedeva se è stato imparziale. Beh, io direi che il signor Mattarella, fratello di Piersanti, ma anche di Antonino, e andatevi a vedere su Facebook chi è Antonino, io non dico niente. Sì, figlio di Bernardo, se posso... No, non è figlio... figlio è di Bernardo, sì. Ah, il padre è di Bernardo, non lo sapevo. Sì, anche il padre si chiama Bernardo. Siamo su un crinale scivoloso, Pagani. Comunque questi signori, caro mio... No, non è è molto scivoloso, Pagani. Non è scivoloso, scivolosissimo. È storia. È storia. Genealogia e storia, d'altronde. Comunque, a parte ciò, fratello di Antonino, ripeto, signor Mattarella, quello che nel 2001 o nel 90 o 1990 era ministro della difesa. E non diciamo altro, andatevi a documentare. Quando bombardavano la Serbia. Sì, lo ricordiamo. Era ministro della difesa, era lui. E c'erano dei proiettili. proiettili. E allora, gli americani cosa usavano per battere i carri armati? Dei proiettili particolari, si dice, no? Usavano le bombe uranie ai poverito. Ecco, alcuni le chiamano così, alcuni le chiamano bombe diversamente intelligenti. E il ministro della difesa diceva silenzio, caro. Non diceva niente. Non diceva. Il risultato, 1500 soldati italiani si sono presi la leucemia. Ma queste sono sciocchezze. Comunque questa è la situazione. Però c'è ancora un lumicino, uno 0,1%, potrebbe succedere qualcosa. Ricordiamo, Morcone agli interni, il che vuol dire 200.000 clandestini da mantenere per le cooperative rosse tutti gli anni, al costo totale poi 5 miliardi all'anno. Saluti, caro, stammi bene.
mia, scatenati. Allora, partiamo da questo amico, ci manda un messaggio vocale, è il Giancarlo Camionaro di Verona. Scusami Giancarlo, non riusciamo a mandarli adesso. Fabrizio da Chignolo d'Isola: ma dai, vediamo il lato positivo, potremmo insultarli e mandarli a cagare ogni santo giorno che Dio manda sulla terra. Beh, in effetti avere un governo che non ci piace scarica i nervi, bisogna usare il contrario. Quando avete una giornata storta ve la prendete col governo, vedete, questa è la cura di Fabrizio. Poi ci sarà un turigliato di turno che farà cadere questo circo al Senato e cammineranno sempre sull'orlo di un burrone. Ogni votazione qualche dissidente, qualche senatore con un minimo di onestà e magari qualche cariatide dei senatori a vita indisposto, visto la giovane età. In alto i cuori, nella prossima tornata elettorale i 5 pirla avranno le stelle solo sui biscotti. Questo è il lungo messaggio del nostro amico, andiamo a leggerne un altro. Quanti sono i condannati del PD? Ah, non voglio aprire la questione morale con il PD, è meglio che non l'apriamo. Ermanno, io torno appositamente a casa per Pontide e sarò sul Protone già sabato. Voglio vedere i pontidiani da salotto, se questa volta ci sono senza scuse. Chi sono i pontidiani da salotto, Ermanno? Mi fai un identikit. Andy ci scrive: forza ragazzi, possiamo anche riderci un po' su assieme, forza Lega. Grazie Andy. Andiamo a Chris da Bergamo. Ritengono gli italiani pecore, ma non è così. Ne vedremo delle belle. Salvini, secondo me, ora è più forte di prima. Raul da Cesano Maderno: Marco, l'altro giorno ti ho profetizzato un governo tecnico, visto che le due compagini non possono perdere del tutto la faccia. Se così sarà, completerò la mia trasformazione in oracolo, un po' come Gandalf quando diventa da grigio a bianco. Ma no, è Giuseppe il premier, ragazzi, mettetevi l'anima in pace, è Giuseppe. Oggi fanno finta di litigare, nella sceneggiatura c'è scritto: vabbè, movimentiamo ancora un po' le cose, dopo che siamo tutti d'accordo facciamo ancora un giorno e facciamo finta di litigare, quelle cose lì, no? Grazie da Rosa che ci scrive: comunque noi siamo uniti e nel momento di difficoltà diventiamo sempre più forti, anche se abbiamo tutti contro, ci viene un po' di depressione ascoltando Radio Padania, ci tirate su, quindi grazie. Noi ne avevamo paura del 3%, figurarsi ora, ci scrive Rosa. Infatti devo dire che questa è un po', se poi a volte vi può sembrare un po' eccessivo il mio buon umore, io temo che siano gli anni al 3% che si fanno sentire, e finché non vedo la Lega proprio al 2,9 è difficile che io perda, e penso valga per molti che hanno questa anzianità di militanza, è difficile che io perda buon umore. Alberto: ma la piattaforma che Rousseau che fine ha fatto? Andrà tra poco. Beh, in effetti però, perché tipo io sono entrato nella Lega nel 1999, quindi subito col primo risultato che ho visto è stato 4%, e quindi io ho vissuto dal 2000 al sostanzialmente 2013, 14 le europee, ho visto l'8 del 2008 ho visto, però ecco, insomma, la cosa più grossa che avevo visto era l'8 del 2008, il 6 del 2014, capite che poi, mentre chi è entrato nella Lega prima del 2000 aveva visto, è vero, su scala nazionale forse non lo stesso risultato, ma su scala locale aveva visto i 40%, e quindi loro può essere che si deprimano un po' di più di me, perché vedono crescere, poi adesso magari hanno già avuto un'epopea. Io invece vengo proprio dal 3%, quindi mi sento paperon de paperoni qualsiasi cosa succede. Questa chiusa la mia parentesi personale, ma che almeno vi dà modo, insomma, di capire anche certi buon umori che potete ritenere infondati. Giuse dice: capito, a noi i rubli fantasma, a loro tanti euro come ricompensa per aver tradito il popolo. È vero, infatti, ma avessimo visto un rublo qua a Radio Padania, ma io dico, ma guarda che sto Putin. Ecco cosa ci aspetta, dice Alessandra da Anguillara: da Mineo a Cona il piano del PD per riaprire il business dell'accoglienza. Gli Anonymous sono arrivati e scrivono: sono abbastanza vecchio e da Oriente per aver visto come funzionava la Jugoslavia negli anni '80. Il socialismo reale, altro che America, era il paradiso e i rossogialli ci porteranno lì. E poi c'è chi dice: padre Livio all'interno, ma perché no? Vale tutto. E ancora Maurizio: arrivato un corvo dalla cittadella, e c'è una lunghissima storia, Maurizio, ma troppo lunga per essere letta anche solo in sintesi. E Gian da Brescia dice: è finita ormai, addio sogni di gloria, questi ci massacrano nel prossimo settennato. Gian, dai, su con la vita, è finita. È lo spleen padano, proprio lo spleen padano alpino. Abbiamo anche delle voci in attesa? Riapriamo le linee allora. Carola ci scrive: visto che la Germania è in crisi, aspettiamo che crolli l'euro
così usciamo dall'Europa senza battere ciglio. Ma io dico, usciamo anche dal mondo, già che ci siamo, no? Perché solo dall'Europa? Ed entriamo se usciamo dall'Europa, in che continente entriamo? Io propongo Oceania, siamo lì belli tranquilli, ci vuole un po' di navigazione, però se tu prendi l'Italia, la stacchi e poi le fai fare il capo di Buona Speranza, perché secondo me da Suez non ci riusciamo a passare, in un annetto ci arriviamo. Prendiamo una telefonata. Pronto? Tocca a me? Sì, ciao, benvenuto. Salve, Locatelli Milano. Ciao Locatelli, eccoti. Sono molto d'accordo su quanto diceva il nostro leghista, che è inutile dire il nome, che lo sappiamo. Volevo dire che difatti aveva ragione per quanto riguarda la guerra nella Jugoslavia, che c'era il tempo del presidente Scalfaro e il ministro degli interni era D'Alema, guarda un po'. No, il premier D'Alema, attenzione. D'Alema perché ha ragione di dire, l'avevo accennato anch'io in precedenza, che lui era ministro della difesa, che Mattarella, del governo D'Alema. Al di là di questo volevo dire un'altra cosa. Sì, vai Locatelli. Proprio lei che faceva cenno ai soli partiti. Io aggiungo, per quanto riguarda le tasse eccetera, cioè le motivazioni principali dietro i partiti, ci sta a mio parere Confindustria che non paga le tasse, cioè volevo dire partiti più disinformazione e magistratura. Questa qui va decapitata, questa magistratura, perché lo merita per come ci ha conciato, a rischio anche pericolo, che stanno ancora rompendo le scatole al nostro Salvini per motivi che sono loro da mettere in croce. Spero che arrivi presto il loro re di nazione, io sono disposto a tutto perché se lo meritano, da anni che ne hanno combinate e anche addirittura hanno portato a morte tante persone in sofferenza. Qui bisogna farla finita con questa magistratura, va veramente ribaltata come un calzino puzzolente e buttata via proprio, oltre che essere bucato questo calzino, questa magistratura che veramente è causa loro di questo degrado nazionale. Sappia che dietro i partiti c'è la magistratura, Confindustria che non paga le tasse e difatti ha rovinato l'economia, nel senso che ha scaricato tutto sui lavoratori dipendenti, come avevo fatto accenno già dal 70, hanno distrutto la scala mobile, il potere d'acquisto dall'accordo Lully 93. Insomma, Locatelli, una rivoluzione generale e non sono pochi anche gli altri temi che meriterebbero di essere toccati. Diamo spazio però agli altri ascoltatori. Pronto? Sì, parlo da Brescia. Ciao, benvenuta, come ti chiami? Rosa. Ciao Rosa. Ma non si può però, era 7 ieri sera. Ho girato proprio nel punto in cui un signore, non so chi fosse perché non ho sentito il nome, che ha detto che Salvini è un nazista. Bisogna querelare, ragazzi, e c'era lì. Nazista Salvini. Bene, registriamo anche il nazismo di Salvini. Se volete vi do anche questo spetegules, dopo che vi ho detto che oggi stanno facendo finta, secondo me, di litigare sul programma. Se il programma non è il nostro, dice Di Maio, allora torniamo al voto. Ora, magari io mi sbaglio, fin qui penso dicendovi che vi stanno prendendo in giro, penso di essere abbastanza nel giusto, ma dopo la pausa vi do una opinione in più, che la seconda è secondo me, questa, io fossi in voi non riporrei troppe speranze sui litigi quando riguardano i programmi e quando c'è già un premier indicato. Sui governi la quadra purtroppo la troveranno. Facciamo una pausa, poi torniamo? Vai. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Padania Libera, la tua radio. Canale 740. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. In quanti
tutti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. Radio Padania Libera. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Radio Padania Libera. La radio con il bollino verde. Segui la Lega. Da Lampedusa a Milano, da Taranto a Ventimiglia, la Lega è un laboratorio di idee e passione civile sempre in movimento. Segui le sue manifestazioni, i meeting e le feste. Solo su RPL, l'agenda degli eventi a giornata provincia per provincia, le interviste con gli organizzatori e i collegamenti con i nostri inviati. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Guardiamo un momento i dati degli ultimi anni, quanti migranti sono arrivati in Italia. 2016 181.000, 2017 119, avrebbero superato forse i 200.000, onestamente il ministro Minniti a metà giugno ha dato una stretta sulle ONG, polizia a bordo eccetera. 2018 finora 20.000. Noi abbiamo fatto mese per mese per fare un parallelo migliore con l'anno scorso. Allora, giugno 2017 23.000, soprattutto prima del 20, dell'intervento di Minniti, diciamo. Giugno di quest'anno 3.000. Luglio, ecco, questo è il primo parallelo omogeneo, 11.400 contro 1.969. Agosto 3.920 l'anno scorso, 2.521. Settembre sono risaliti 6.282 l'anno scorso contro i 242 di quest'anno, che si sono aggiornati a ieri. Allora abbiamo chiesto con i nostri sondaggisti, che sono 40.000 in meno, sì. A occhio. Sì. Quindi vuol dire che volere è potere, ci dicevano non si può fare niente, non si può fare niente. Volere è potere. E siamo tornati, c'è giustamente chi si chiede, ma alla cerimonia della campanella, quella in cui il vecchio premier dà la campanella al nuovo premier, Conte come fa? Se la dà da solo? Non so, vedremo anche questi. Sono problemi, sono domande scomode qua a Radio Padania. E poi c'è giustamente anche l'Anonymous che fa una raccomandazione a Mattarella, se ci stai ascoltando. Mattarella, beh, prima di tutti vogliamo bene, lo sai, quello si diceva prima, si faceva per dire, poi lo sai, insomma, qualcuno deve pur dire, dai, non te la prendere. Soprattutto, parliamo di cose serie. Sergio, se hai scongelato Cottarelli, ricordati di dargli un ministero, perché Cottarelli si può congelare, ma quando lo scongeli poi non devi ricongelarlo, se no si guasta, capito? Non ricongelare Cottarelli, ripeto, se al Quirinale è stato avvistato un esemplare di Cottarelli, vuol dire che è uscito dal freezer. Bene, dategli un ministero, non ricongelatelo, lasciatelo nel caso in libertà o dategli un ministero. Il suo habitat naturale sarebbe un ministero, non da ministro, ma quei ruoli sotto governo lì. Trovate una casa a Cottarelli. 02, qualcuno ha avvisato Savona che c'è la crisi di governo? Spero di sì, perché 02 66 20 35 29, se volete le linee sono aperte e libere, potete intervenire. Ma Mattarella non si impunterà su qualcuno come l'anno scorso? Dirà: se ci sarà la quarta pelle, io non firmo. vedremo. 02 66 20 35 29, le linee sono aperte e libere. Ovviamente potete metterla e assecondare la mia burletta, ma sono pronto e ve ne darò dimostrazione con una velocità che solo Di Maio saprebbe eguagliare, a passare da questo registro a un altro, ossia, se vorrete parlare seriamente, ovviamente è sempre casa vostra. Anzi, forse anche doveroso, necessario, chi lo sa. Prendiamo una telefonata. Pronto? Ciao Pinti, sono Luca da Bagnolo. Ciao Luca, eccoti. Allora, volevo dare una chiave di lettura un po' fantasiosa di quello che questo pseudo nuovo governo, che non si sa ancora se avrà la fiducia oppure no. Io ho quasi l'impressione che Buon Di Maio voglia fare questo governo per fare le cose che voleva fare Salvini, pensando di prendere il consenso che Salvini ha preso prima. Quindi lo so che è un po' ingarbugliata come tesi, però il fatto di dire andiamo avanti con il mio programma, con il fatto di dire voglio fare il ministro degli interni perché così, con il discorso immigrazione,
e quindi è una chiave di lettura un po' fantasiosa, ma a cui magari tenere in considerazione. Ecco, questa è una delle possibilità. L'altra possibilità riguardo Di Maio, che oggi sta facendo filtrare, pensate, io non ci sto a fare il governo se cambieremo i decreti sicurezza. Ecco, voi, insomma, siete liberi di crederci, però secondo me è un bleffone, insomma, perché era prevedibile che da sinistra sarebbero arrivate delle, pure legittime, dico, istanze di modifica al decreto sicurezza, legittime e prevedibili, ecco, da questo punto di vista non ne hanno mai fatto mistero. Quello che sta succedendo a Di Maio, secondo molti rumors in realtà, è che oltre a perdere la poltrona da vice premier rischia di perdere anche quella da ministro del lavoro e da ministro dello sviluppo economico. Verrebbe ricollocato ai danni della povera Elisabetta Trenta, che a quel punto Ubi Di Maior, insomma, lei dovrebbe autorottamarsi, e pensate, Luigi Di Maio andrebbe a fare il ministro della difesa, che per carità se notate del sarcasmo è solo perché sono invidioso, lo vorrei fare io il ministro della difesa. Ti svegli al mattino, c'è bersaglieri, carri armati, aerei, fanno tutto i militari, tu devi filmare due cose e poi prendiamo la telefonata. Pronto Marco, ciao Mauro. Eccolo, ciao Mauro. Tu ministro della difesa, sì, con le brigate con le fionde. Esatto, quella è l'idea, sarà il mio reparto speciale. Quello che volevo dire è questo: Giuseppe Conte è uno aderente al gruppo Alfa, una feccia nauseabonda fatta da mandarini di Stato, consiglieri di Stato, quella fascia grigia di alti dirigenti dei ministeri, no? Strettamente immanicata con l'alto clero vaticano. Prova ne sia che oggi è uscito per andare a sentire la funzione in memoria di un cardinale di 95 anni che è morto. È tutto legato al Papa gesuita. Ti ricordo che un Papa gesuita in 500 anni non c'è mai stato. Oltretutto, devo solo dire questo: quello che sta facendo Di Maio è pura finzione, perché questo lo faranno. Comunque con le commissioni, ne abbiamo 11, questi qua sputeranno, e stanno in carica i presidenti 2 anni e mezzo, questi sputeranno sangue per poterlo fare se fanno il governo, ma a questo punto non lo so. L'unica cosa è che dal 1870 il governo non è a Palazzo Chigi, ce ne sono 2 a Roma di governi, uno a Palazzo Chigi e uno oltre il Tevere, il Vaticano, e questo mettiamocelo bene in testa. Comunque Conte va battuto a scoregge. Ciao. questa coda peraltro che interessa la coda anche anatomica, così dopo una vasta analisi, ecco, e poi anche l'onomatopea si presta bene. 0266 20 35 29. Salutiamo Gianluca. Sono un fan della vostra radio e del capitano Matteo, vi scrivo per dire la mia opinione su quello che sta accadendo ultimamente. Sono proprio sconvolto da questo nuovo governo, non vi nascondo che sono anche un fan di Conte e mi è davvero dispiaciuto che lui abbia preso la decisione di allearsi col PD. Saluti e viva Matteo Salvini, e saluti anche a lui. E io credo questo amico da Palermo rappresenti in realtà tantissime persone che fino a una ventina di giorni fa amavano sia Salvini sia Di Maio che Conte, cioè gli piaceva quel governo lì, e che sono rimasti un po' disorientati da queste giravolte. Come chiarire le cose? Votando, perché a quel punto lì ognuno di loro avrebbe avuto la matita in mano, avrebbe scelto dove andare a parare. Certo che con questo giro di giostra chi aveva le idee complicate e confuse le ha ancora più confuse. Un Riccardo ha un saluto da Varese, un saluto a Riccardo da Varese, un Varese a Riccardo da saluto, perché mi scrive anche lui delle commissioni, le commissioni che dureranno fino a tutto il 2020, quindi insomma la Lega avrà capacità di fare opposizione anche nell'aula, molto più incidente rispetto al passato. C'è invece un messaggio bello in quanto apocalittico: tra 4 anni avremo Partito Democratico più Partito Musulmano, andranno al 60%. Ora, io mi sento di escluderla questa eventualità, ma come sapete molto spesso ho torto, quindi preoccupatevi. Prendiamo una telefonata. Pronto, sono Roma. Ciao Andrea, benvenuto. Senti, una bella notizia, Conte bis, Di Maio gela il PD, nostro programma o si vota, perché Di Maio ha detto
Di Maio gela il PD, Teleborsa, conosci Teleborsa? Bella notizia, Conte bis, Di Maio gela il PD, nostro programma si vota, che bello, Di Maio gela il PD, Di Maio gela il PD, Di Maio gela il PD, nostro programma si vota, Teleborsa, Di Maio gela il PD. Grazie, questi sono frammenti d'arte in un filo diretto che noi dedichiamo alle parole parlate, al ragionamento, poi arriva. È il bello del filo diretto, tra voi ci sono degli artisti e Andrea è uno di loro. Inutile cercare di imitarli, solo ringraziamoli. Prendiamo una telefonata, pronto? Pronto? Benvenuto. Buonasera. Come ti chiami? Allora, io chiamo da Palermo, Sicilia. Ah, eccoti qua, come ti chiami? Perfetto. Allora, stamattina quando sono sceso, si è aperto il bar perché sono stato in ferie, non vicino alla rosticceria, ci sono parecchie persone, era prestissimo. Che tu lì vai a prendere il polso della situazione. La prima cosa che mi hanno chiesto i ragazzi, che ne pensa di quello che sta succedendo? Ho detto semplicemente, con molta semplicità, penso semplicemente che non hanno più dignità. Questa è la mancanza di dignità. Sono buffonate e peggio di questo non si può andare. Però io avevo detto da umile cittadino in questa radio più di una volta assieme a Marini che era pericolosissimo perché l'alternativa era già inevitabile. Lo SPLED ne dà la dimostrazione. Quando hanno fatto cadere il governo Berlusconi-Bossi, lo SPLED è andato alle stelle. Oggi lo SPLED, il segnale è bassissimo, va bene? Perché in mano c'è l'Europa e Salvini ha fatto paura in Europa. Perché ha fatto paura in Europa? Perché ha così inglese e ci sono miliardi in ballo che se escono fuori l'Europa batosta di 70 miliardi. L'Italia che si stava cominciando a muovere non era più col cappello in mano, giustamente come dice Salvini. Quindi noi siamo schiacciati. L'unica cosa è, io sono convinto al 100%, se lo annoti, che un anno non basta e cade il governo. Io mi auguro che se dovesse continuare dobbiamo battere sulle piazze a non fare addormentare i cittadini perché poi spesso lo fanno calmare, appena vedono i sondaggi vanno a votare come hanno fatto da precedente. Teniamoci forte, che possiamo fare? Grazie mille. Comunque, dopo avervi dato tutte le avvertenze del caso, ossia che secondo me ci stanno prendendo in giro, che è tutta una scenetta, vi do conto del copione. Oggi Di Maio ha fatto le consultazioni con Conte e poi ha tuonato o le nostre proposte o si va al voto e ha consegnato a Conte una lista di 20 punti. E in questa lista di 20 punti c'è scritto anche no modifiche ai decreti sicurezza. Conte ha reagito dicendo: Di Maio non ho sentito cosa ha detto, quindi Conte bisogna dargli atto, ha reagito con la strategia del geco d'estate. Non so se ogni tanto vi è capitato di vedere i gechi d'estate, stanno fermi, si confondono col muro e aspettano che il vostro sguardo si possa appoggiare altrove, mentre il Partito Democratico più velenoso ha detto di questo ultimatum di Maio: è inaccettabile che Di Maio metta un ultimatum a Conte, quindi ritorce le parole di Di Maio contro Conte. Nella più probabile delle ipotesi è una scenetta di Di Maio per cercare di rendere meno evidente le contraddizioni in termini di questo governo. C'è anche la probabilità che Di Maio si stia dibattendo come tonno nella rete per evitare di essere declassato a ministro della difesa e non più vice premier, che è una cosa a cui a quanto pare Di Maio tiene moltissimo. L'ufficio da vice premier ci ha messo un anno per mettere tutte le cose ai pareti, insomma lui ci tiene molto. Questa è la seconda possibilità. Poi c'è terza, la versione Varin che vi sconsiglio, ossia quella che dice forse non fanno il governo. Ora vedete voi cosa fare. Secondo me quest'ultima, forse non fanno il governo, non c'è. Però se volete è nel copione, quindi carta canta, siete legittimati a sperarlo a vostro rischio, come quei sentieri dove c'è scritto questo sentiero consigliato, se continui di qui a vostro rischio e pericolo. 0266 20 35 29, prendiamo una telefonata. Pronto? Ciao, tocca a me? Sì, come ti chiami? Gigi. Ciao Gigi. Chiamo da Pontassieve. Ciao, da Pontassieve, bellissima Pontassieve.
Posso essere una voce fuori dal coro? Ah, anche due. Bene, perché giustamente qui a Radio Padania avete libertà di pensiero, fate partecipare tutti, ve ne do atto. Grazie. Allora, primo, il governo lo fanno, quindi potete stare tranquilli che per 3 anni non si va a votare. Secondo, quello che faranno, e mi dispiace per Salvini, è che non smonteranno tutto dei decreti di sicurezza, ma alcune cose sì, però la cosa che vi sta più cara la faranno PD e Movimento 5 Stelle, le autonomie. E vi dico anche che alla fine troveranno l'accordo con Lombardia, no, ma con Zaia sì. Alla fine cederà anche la Lombardia. Quindi il problema che vedo verso la Lega è che giustamente praticamente Salvini dice andiamo al voto, che questo 38% non so chi gliel'ha detto a Salvini, non so da chi l'ha preso, ma ha sbagliato. Poi potete pensarla in modo diverso. Certo, ognuno dice la sua. Ognuno dice la sua. Però praticamente adesso vi faranno tutte quelle cose che voi praticamente volevate fare con il Movimento 5 Stelle. Autonomia, giustizia la metteranno in un modo tale che la sistemeranno, lavoro eccetera. La flat tax che potevate riuscire a farla, quella è il punto dolente che vi rimarrà sul groppone e vi arriveranno coi porconi la gente, perché vi diranno poi fatto l'autonomia eccetera, ma perché non sei rimasto a non dialogare? Perché parliamoci chiaramente, voi della Lega avete staccato questo governo non per la TAV, per le tasse. Non vi faceva praticamente la flat tax al 15%, ma provala al 22%, provala al 20%. Un po' praticamente cedeva all'Europa, ma non che vai a distruggere a muso duro lì in Europa. Lo state vedendo dallo spread, poi uno può dire c'è il discorso che ce lo fanno apposta Salvini, era quello che alzava eccetera. Ma alla fine se tu vai con lo scontro non raggiungi quello. Quindi alla fine le cose che Salvini voleva fare ve le fanno loro contro di voi. Poi il governo durerà 3 anni, taglieranno i parlamentari e voglio vedere poi alcuni della Lega che rimangono lì come tutti del resto, che non vogliono perdere la poltrona, e ce ne sono anche di leghisti che non vogliono perdere la poltrona, quando taglieranno i parlamentari. Quindi il discorso del 33%, 38% adesso c'è, ma si sgonfierà per voi, perché mi dispiace, per una ripicca che non si sa. Poi alla fine io vorrei sapere chi gliel'ha detto a Salvini di staccare il governo, chi gliel'ha fatto fare. Dicevate di no, ma chi gliel'ha fatto fare? Lui, insomma, il segretario è lui, allora, quindi insomma la decisione è del partito, se vuoi. Ma no, ma alla fine è un impeto che, come si dice a Firenze, se ti brucia, tiratelo un po' dietro, aspetta, anche perché c'era Giorgetti che un po' di mediazione la trovava. Ma alla fine che è successo praticamente? Che con la ripicca di andare a votare perché qualcuno poi secondo me gliel'ha detto Verdini, perché signori, occhio, perché Verdini io lo conosco, qui a Firenze dovete sapere, e ve la dico, quando ci fu l'elezione di Renzi, lo sapete come ha vinto qui a Firenze Renzi? Con la destra, perché Verdini che appoggiava Giovanni Galli, e questo lo potete andare a trovare tranquillamente. Grande portiere Giovanni Galli. Grande persona, non so se sapete la storia del figlio Nicolò eccetera, una grande persona, e io praticamente gli davo il voto ad occhi chiusi, perché Verdini gli è andato contro al suo cavallo di battaglia, e se sentite alcuni di Fratelli d'Italia tipo Achille Totaro, se lo intervistate, allora vi do un consiglio, intervistate Achille Totaro, senatore di Fratelli d'Italia, vi racconta per filo e per segno chi è Renzi. Io ti ringrazio, penso che insomma tu abbia avuto anche più spazio rispetto ad altri, perché come sapete si fa più festa nell'etere per un ascoltatore che viene di lontano rispetto a coloro che invece ci sono appresso tutti i giorni, e hai potuto ampiamente dire la tua. Mi permetto di segnalare, ma più che come linea, un po' come provo a fare la sintesi di quello che ho sentito dal vostro filo diretto in questi giorni.
Ci sono tanti ascoltatori che dicono, beh, insomma, si sono in effetti sbagliati i tempi, era meglio evitare. Ma ce ne sono altrettanti, non sto qua a misurarli, se sono di più, se sono di meno, però sono altrettanti che dicono questa roba con i 5 Stelle avanti così non poteva andare. Salvini ha fatto bene a staccare la spina ad agosto, così magari se fossimo stati un paese normale si andava a elezioni a ottobre. E ci sono anche altri ancora, lo stesso Salvini in molti passaggi, che adombrano che in realtà questo accordo tra PD e 5 Stelle fosse già in corso d'opera. E questa, che sembrerebbe uno scenario dietrologo, però trova qualche conferma. Io non ho mai visto due forze opposte riuscire a fare un accordo in così poco tempo. Il giorno stesso che Salvini stacca la spina, insomma, da Renzi a Beppe Grillo arrivano subito di via libera per fare il governo. Insomma, mi sembra che la confusione sia molta. Chissà se la storia farà chiarezza su quello che ora noi viviamo nell'occhio del ciclone. Ultime 2 telefonate. Pronto? Pronto? Eccoti. Sì, ciao, sono Roberto di Mercati. Ciao Roberto. Questo toscano qua, raga, mi sono perso, non ho perso una parola, ma mi sono dimenticato tutto di quello che dovevo dire. Ha parlato per mezz'ora. Lo so, si fa. Io direi in toscano vai a cahare. Ma è stato rispettoso. Vabbè, ma è una battuta, dai. Anzi, ha detto cose che io condivido, però lui ha detto anche che questo governo farà cose che voleva fare la Lega. Evviva, allora abbiamo vinto. Ah sì, anch'io lo penso come te. Se fa le cose che voleva la Lega, ancora meglio, pensa, vincere perdendo è bellissimo. Va benissimo, noi qua a guardare la finestra fanno tutto loro e siamo contenti. Bello, e parliamo di letteratura. Ma non sarà così, purtroppo. Purtroppo invece io dico che questi qua staranno al governo 4 anni, faranno cose inenarrabili, io mi arrovellerò, mi mangerò il fegato, perché tu fai bene a dire ma sì, non prendiamo, cioè ci sono cose più importanti, ma se la politica è una cosa molto importante, perché ne vale del nostro futuro, del futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti. Sì, certamente. Quindi io me la prendo, cioè sono molto arrabbiato. Però io ti dico solo di non dare a loro il potere di guastarti la giornata, perché hanno già un sacco di potere. No, a me di non dare a loro, cioè qua il problema è, purtroppo, e mi dispiace, io lo ripeto, io voglio bene a Salvini, sono 25 anni che lo conosco attraverso la radio, ho anche parlato con lui, è un ragazzo per bene, molto capace, però questa volta purtroppo ha sbagliato e bisogna anche avere il coraggio di dirlo, a me dispiace, ma l'ha capito anche lui, non è stupido il ragazzo, lui ha telefonato a Zingaretti, cazzo telefona a me che ti dico io, vai a Zingaretti a dirgli, vai dall'Ostia a chiedere se il vino è buono, mitica che è buono il vino. Grazie mille, prendiamo è un ragazzo abbiamo che l'ultima e poco tempo, perdonaci, prendiamo l'ultima. Pronto? Buongiorno, buona Padania, Conte. Ciao Conte. Però sono al mare, ok. Eccoti. Io sarò molto più sintetico. A quel tipo di prima che ha telefonato, chi gliel'ha fatto fare a Salvini? Risposta per lui e tanti altri. Purtroppo chi capisce poco li hanno tutti, li abbiamo anche noi tra i leghisti. Onestà, l'ha fatto per onestà verso di noi e dignità, cosa che altri non hanno. Sintetizzo in questa parola, onestà. Buona Padania. Grazie. Sempre bello, sempre vario, sempre interessante il filo diretto, lo dico da primo ascoltatore.